1990 è l'anno dei mondiali di calcio, ma è anche l'anno in cui il Cagliari torna in Serie A, un incrocio che mette la città di Cagliari al centro dell'attenzione. Riscatta Lazzari, palla in sua direzione, Lazzari all'interno dell'area, il passaggio, gol! I due eventi quasi si fossero messi d'accordo, il mondiale di calcio e la promozione del Cagliari in Serie A che ritorna dopo aver sofferto a lungo, sono due feste che si incrociano. Il Cagliari fa festa a maggio, la festa che dovrebbe sortire poi i maggiori benefici anche dal punto di vista economico è prevista per giugno, perché comunque il mondiale porta anche tanti soldini alla città cagliaritana. C'è un indotto straordinario nelle potenzialità di un mondiale, un indotto che a Cagliari non si realizza. Intanto andiamo a vedere qual era il girone in cui il Cagliari si è trovato a dover ospitare diverse squadre. Girone F, un girone che andava condiviso, quasi fossero le elezioni europee, con la Sicilia, con la città di Palermo. In questo girone, e questo è probabilmente il male che caratterizza l'intero mondiale, finiscono squadre che invece di amarsi sono squadre in conflitto, ma non solamente dal punto di vista sportivo, anche dal punto di vista politico. L'Inghilterra contro l'Irlanda, i tifosi dell'Inghilterra, gli hooligans contro gli hooligans inglesi, in concorrenza per chi è più violento e chi ne combina di più nel panorama europeo. E poi per finire l'Inghilterra contro l'Egitto, altra piazza in chiave politica con cui l'amore non è mai esistito. Insomma, Cagliari non è l'incrocio della festa sportiva del calcio, finisce per essere la città blindata dove devi tenere divise le tifoserie e fare in modo che non succeda assolutamente nulla. Quasi si fossero dati appuntamento, i mondiali di calcio con la promozione del Cagliari fanno festa in Sardegna. Una festa che però è turbata da quello che è il girone che capita alla città cagliaritana, perché il girone F è uno dei gironi più violenti nelle previsioni in assoluto. Intanto è diviso con la Sicilia, quasi fossero le elezioni europee, con un collegio che mette insieme le due isole. In questo girone F capitano squadre come Inghilterra e Olanda, Egitto e Irlanda, squadre che rappresentano non solamente dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista politico realtà in netto contrasto. Intanto i tifosi inglesi e i tifosi olandesi, hooligans gli uni e gli altri, i più violenti in Europa, quindi già da questo punto di vista il clima di terrore che potesse scoppiare da un momento all'altro quando l'Olanda viene a giocare a Cagliari, qualsiasi tipo di tafferuglio. Poi il contrasto tra Inghilterra e Irlanda, che è un contrasto di carattere politico, così come lo è il contrasto tra Inghilterra e Egitto. You are afraid now for the hooligans English now? No, not now. You don't think There's no problem for us. nessun problema? We don't want any trouble, really. You are happy, felice? Yes, very happy. Gli inglesi a Pula sono un episodio che rimane nella storia della cittadina, perché comunque sia sono una realtà particolare che vive il calcio in un modo del tutto originale. Loro fanno stanza a Ismolas e in quella sede ne combinano di tutti i colori. Intanto ci sono le mogli in ritiro e già questo è una cosa atipica rispetto ai ritiri italiani in cui si vive quasi in convento. E poi oltre le mogli ci sono le avventure che permettono a tutti coloro che finiscono per lavorare in quel periodo nelle diverse strutture di raccontare per decenni tutto quello che hanno visto, e hanno visto veramente di tutto, con giocatori inglesi che inseguivano le cameriere per gli anditi, con tentativi di ogni tipo, insomma ne hanno visto a livello goliardico tanto da poter raccontare per anni quello che è successo. Quindi tutto sommato il mondiale di calcio per Pula è un evento straordinario che rimarrà impresso nella mente della gente, oltre a essere comunque anche una grande occasione per investire, perché tanti di
di quelli che sono andati per il mondiale a visitare quella costa, a visitare quelle strutture, ci torneranno anche successivamente in vacanza, e quindi la proiezione della Sardegna nel mondo attraverso i mondiali in questo caso si realizza perfettamente. Quello che non si realizza al meglio è invece l'aspetto sportivo, dove le partite giocate alla Sant'Elia non sono quello che ci si aspettava. Appena 3 gol in tutto, un pareggio per 1-1 tra Inghilterra e Irlanda alla prima partita, una vittoria contro l'Egitto per 1-0, gol di Wright contro l'Egitto, e infine un pareggio 0-0 con l'Olanda. Pensate, si riesce a pareggiare 0-0 con l'Olanda, che aveva tra le sue fila gente come Rijkaard, Gullit e Van Basten. Insomma, forse è l'unica volta che l'Olanda di questi 3 giocatori è riuscita a non segnare. Che cosa rimane in fin dei conti a Cagliari e alla Sardegna dal Mondiale 1990? Intanto l'entusiasmo che ha creato il pallone, il Mondiale di calcio, le notti magiche, anche se a Cagliari, ripeto, grandi partite non sono state viste. Il fatto di essere tornati in Serie A in concomitanza col Mondiale dà quel colore anche alla giocata del Cagliari, al prestigio del Cagliari, al nuovo campionato che il Cagliari sta per disputare, un colore veramente internazionale. L'altro aspetto è di carattere strutturale. Cagliari non ha investito i soldi del Mondiale nel calcio e nello stadio, o meglio, non esclusivamente nello stadio. Nello stadio, dobbiamo dire, ha fatto ben poche cose rispetto a quello che poi è stato fatto intorno. Lo stadio Bentegodi, ad esempio, era stato coperto del tutto, tutti i posti ormai già da quell'occasione sono posti coperti e ti permette di non bagnarti se vai a vedere le partite. Invece che investire su Sant'Elia, a Cagliari sono state costruite le 2 bretelle principali, quella che collega Santa Vendrace con l'aeroporto di Elmas per arrivare più velocemente in città, e l'asse mediano, strutture che ancora oggi finiscono per permettere a Cagliari di essere in qualche modo percorribile tutta intorno e di entrare più facilmente nel centro cittadino. Carmine Longo pensa di fare le cose in grande, ma le deve fare queste cose in grande senza spendere tanto. Ha un'amicizia che coglie e che sfrutta, è quella con il procuratore uruguaiano Paco Casal. Il primo colpo però è tutto sardo, si chiama Gianfranco Matteoli, nativo di Ovodda, più sardo di così. È un calciatore che mentre il Cagliari andava in Serie C, mentre il Cagliari faticava in Serie C, si era affermato facendo l'emigrato. Era andato a Como e a Como si era costruito una parte importante. Era stato acquistato successivamente dalla Sampdoria e ancora dall'Inter, 2 squadre nelle quali poi ha lasciato la sua grande impronta. Era stato notato soprattutto nell'Under 21, dove era il regista della squadra, faceva segnare un po' tutti, era l'uomo di riferimento. Dopodiché con l'Inter ha vinto il suo campionato di Serie A, decide di tornare in Sardegna perché nelle squadre del campionato italiano comincia a esserci la richiesta di avere i grandi nomi, e l'Inter in quel caso, per sostituire Matteoli, aveva chiamato Matteus. Matteoli capisce che per lui non c'è più lo spazio di prima e quindi preferisce fare una cosa con sentimento, tornare nella sua isola, guidare il Cagliari, diventare il capitano del Cagliari. Che il ritorno di Gianfranco Matteoli in Sardegna sia una scelta di vita lo dimostrerà col passare degli anni, perché legherà il suo nome al Cagliari per oltre 25 anni. Ci sarà un buco solamente da calciatore quando sarà costretto ad andare via per giocare a Perugia, forse lo fa per un solo anno, ma comunque il presidente Cellino capisce che Matteoli è una persona seria e affidabile, lo richiama per rifondare il settore giovanile. Intanto da calciatore è quello che gli dà garanzia, ha esperienza, è un uomo d'ordine, è capace di avere anche la tecnica necessaria per guidare una squadra di giovani. Quindi a Matteoli le chiavi del centrocampo e, se vogliamo, le chiavi della concretezza. Il sogno invece viene affidato a Enzo Francescoli, il principe uruguaiano, che arriva dall'Olympique Marsiglia dopo aver vinto il campionato francese, ma ha già vinto 2 volte la Coppa America, ha giocato con River Plate, è un giocatore di grande carisma, un giocatore che Juventus e Inter volevano portare prima del Cagliari in Italia. Ha 29 anni, per molti era già vecchio, ma quello che farà dopo l'avventura cagliaritana dimostrerà che invece era al top della sua carriera, nel momento migliore, forse con qualche acciacco che si portava dietro. Per capire chi era Francescoli, basti pensare che un ragazzino di origine algerina, che stava nel settore giovanile dell'Olympique Marsiglia, andava di nascosto a seguire tutti gli allenamenti di Enzo Francescoli, e quel ragazzino avrà poi il compito
compito di guidare la Francia in determinate situazioni, guarda caso qualche mondiale, qualche europeo. Si chiama Zinedine Zidane. Curiosamente, il primo figlio di Zinedine Zidane si chiama Enzo. Paco Casal chiaramente nel pacchetto ci mette anche qualcos'altro. Ci mette un giovanissimo, Daniel Fonseca, e ci mette un altro centrocampista che non è un grande fenomeno, non è conosciutissimo, si chiama Pepe Herrera. Però attenti, il calcio molte volte dice anche che il calciatore che è stimato di meno poi alla fine è quello che rende di più. Curiosamente Pepe Herrera è quello che giocherà più partite con la maglia del Cagliari. La vetrina mondiale permette di vedere proprio sul campo di Verona, lo abbiamo citato prima per la copertura, il Bentegodi, permette di vedere l'Uruguay, dove giocano appunto questi tre calciatori. Chi si mette particolarmente in mostra è il più giovane, Daniel Fonseca, anche se a Cagliari tutti e tre inizialmente avranno delle difficoltà. Ci sono anche i sacrifici. L'arrivo di Matteoli in qualche modo riduce lo spazio per Lucio Bernardini, quello che era stato un po' il faro del Cagliari per tanti anni. Bernardini capisce che con Matteoli, con Francescoli, con Herrera, con quelli che sono arrivati, la sua possibilità di giocare si riduce notevolmente. Non aspetta di essere bocciato, ma preferisce andare via, andrà a giocare con l'Ascoli e curiosamente con la squadra bianconera marchigiana, l'anno in cui il Cagliari fa il suo esordio nuovamente in Serie A, Bernardini otterrà un'altra promozione dalla B alla A. La realtà della massima serie però è difficile per i ragazzini ed è difficile malgrado siano arrivati questi rinforzi, un po' perché gli uruguaiani arrivano logori, stanchi dopo il mondiale e un po' perché va costruita una squadra nuova intorno a Gianfranco Matteoli. Quindi ci saranno difficoltà iniziali, si perde addirittura 4-0 in Coppa contro il Lecce e all'esordio in campionato il 9 settembre del 1990 contro l'Inter si perde per 3-0, tripletta di Klinsmann, tanto che il titolo era facilissimo, Cataclisman per il Cagliari. Effettivamente è capitato così. I giovani difensori rossoblù non capiscono dove prendere il tedesco, soprattutto Festa non è uno di quelli che riesce a passare facilmente da quelli che potevano essere anni prima i campionati dilettantistici alla massima scena e qualche esperienza in più andrà fatta per riuscire a tenere un livello calcistico che nel 90 in Italia è salito e di molto. C'è da dire però che nella partita contro l'Inter i 3 gol arrivano dopo l'espulsione di De Paola. Luciano De Paola è uno di quei calciatori che viene immediatamente adocchiato, preso in considerazione come possibile calciatore non adeguato alla massima serie. Così si dirà per tentare di giustificare la sua partenza, che poi avverrà successivamente. De Paola andrà via quando poi il Cagliari sarà in piena crisi, perché nella prima parte di stagione la squadra di Ranieri non ne becca una. Anzi, una la becca, e la becca sul campo del Napoli alla seconda giornata. Va a vincere per 2-1, è un'illusione. Gol di Rocco e poi un autogol napoletano dopo il pari con Careca. Napoli però è solamente un'illusione. Il Cagliari successivamente non va decisamente meglio. In 5 partite ottiene un pareggio e 4 sconfitte, peraltro consecutive. Il pareggio è quello 0-0 con il Cesena. Tra le sconfitte ce n'è una che comunque permette ai tifosi del Cagliari di gioire. È il primo gol in campionato di Enzo Francescoli, un calcio di punizione battuto alla perfezione. Il pareggio sardo al 40° direttamente su punizione di Francescoli, che la commenta così. È stato un calcio punizione sulla sinistra, normalmente io ho guardato un po' e pensato a calciare la palla dietro la barriera, la palla è stata giusta e ha avuto un po' di fortuna, allora è stato un buon rettime. Non ha fatto molta cosa perché 3 minuti o 4 dopo abbiamo preso un altro rete, allora abbiamo perso. La crisi si sente, le polemiche chiaramente decollano, cominciano a essere ipotizzati contrasti dentro lo spogliatoio. Uno degli indiziati è Luciano De Paola, che infatti viene ceduto. Con lui parte anche Bibi Provitali, in questo caso sembra mal consigliato. Provitali avrebbe avuto spazio probabilmente in questo campionato, ma qualcuno gli faceva credere di poter giocare sempre titolare e questo lo portò ad andare via dal Cagliari e a finire in Serie B, una Serie B che finirà per essere il suo ambiente naturale. In
Serie A non ci tornerà o ci tornerà senza avere grande successo. Infine c'è da fare un'altra considerazione legata al Cagliari. C'è da ipotizzare, o almeno questo si dice in giro, che Matteoli e Francescoli litighino per la leadership. Intanto avevano litigato per l'assegnazione della maglia, secondo i ben informati, e poi si scopre che questo non è vero. Matteoli aveva preso la 10, mentre Francescoli aveva rimediato andando a prendersi la 9. Qualcuno dice che la 10 era la maglia naturale di Francescoli, ma non sono queste le questioni. Si scoprirà più avanti che invece i due capiscono che devono avere uno spazio diverso nell'ambito del Cagliari e Matteoli e Francescoli si riveleranno anche grandi amici e non solamente due persone che lavorano per il Cagliari, chiaramente con il loro carattere, con la loro leadership, col desiderio di essere capi, ma sapranno essere leader insieme, ciascuno operando nel proprio ambito. Sul campo è un Cagliari intimidito, Matteoli non basta, Francescoli non sta bene, si vede, qualcuno già lo accusa di essere venuto in Sardegna a svernare e non a fare il calciatore professionista, e quando tu metti in discussione la professionalità di Francescoli stai certo che lui non risponde con il sorriso tra le labbra. Infatti fa blocco con gli uruguaiani e con il giornalista in questione nega le interviste, non parlerà più dal momento in cui questo accade fino a che non andrà via da Cagliari, proprio per essere stato punito, o meglio, per essere stato irrispettoso, il commento sull'uomo e non tanto sul professionista. Uno è dire che un calciatore alla fine non rende e quindi ha giocato male una partita, uno è dire che lo fa con premeditazione, venire a speculare su uno stipendio che gli viene dato dalla società, e per Francescoli questo non è assolutamente un argomento che può essere superato senza che lasci qualcosa, senza che lasci uno strascico. In effetti qualche anno dopo, quando Francescoli aveva già smesso di giocare, parlando con lui gli si chiedeva quale fosse la cosa più importante che lui riteneva di averla lasciata a Cagliari, e lui diceva: a me non importa che si dica che Francescoli è stato un grande calciatore capitato a Cagliari, preferisco che la gente dica Francescoli un grande uomo capitato a Cagliari. La Juventus. È vero che è l'antagonista che i tifosi del Cagliari vedono più di altra, però è anche vero che molte volte è stata la medicina per il Cagliari. Anche in questo campionato sarà la medicina, perché 13ª giornata, 16 dicembre 1990, si va a giocare a Torino e dopo un quarto d'ora, 20 minuti, il Cagliari sta già perdendo 2-0. Ma quando tu hai i bianconeri davanti, le forze si triplicano se vesti la maglia del Cagliari e curiosamente prima Cornacchia accorcia le distanze e poi Cappioli a un quarto d'ora dalla fine riesce addirittura a pareggiare. Se tu pareggi con la Juventus sei guarito. Fonseca e Cappioli diventano i cannonieri che permettono di vincere qualche partita. Perché parliamo di qualche partita? Perché il Cagliari di Ranieri che si salva nel 90-91 non è una compagine che vince spesso, vince 6 volte in tutto, per 17 volte pareggia, c'erano ancora i 2 punti e per questo riesce a mettere insieme ciò che serve per riuscire ad arrivare alla salvezza. Però le vittorie arrivano al momento opportuno, prima del giro di boa. Con i gol, come abbiamo detto, di Fonseca e Cappioli si esce dalla zona bassissima della classifica e si riesce quindi a rivedere un poco la luce. Nel giro di ritorno il Cagliari pareggia spesso ma non perde, ed è questa la cosa più importante. Non vince, come abbiamo detto tante volte, ma non perde, e non perdere significa mettere insieme tutti quei granellini che servono per raggiungere le squadre che, a differenza del Cagliari, non riescono nemmeno a pareggiare. Tutti avevano aspettato per lungo tempo Enzo Francescoli, ma alla fine il giocatore uruguaiano che esplode è Daniel Fonseca. A Marassi contro la Sampdoria, lanciata verso lo scudetto, il giovane uruguaiano realizza una doppietta. Il Cagliari perdeva 2-0 alla fine del primo tempo, 2 gol di grandissima fattura. Uno in particolare ricorda il grande Gigi Riva, e l'accostamento per un giocatore di 20 anni a Riva, soprattutto per l'esecuzione, per il tipo di esecuzione del gol, è chiaramente un'energia straordinaria che viene trasmessa a colui che sarà il vero artefice della salvezza del Cagliari nella seconda parte di stagione. Ecco, questo è il momento di vincere. Il Cagliari vince con il Lecce e pareggia la successiva, si porta ad un solo passo da quella che è la salvezza. Il passo decisivo lo fa a Bologna
contro la squadra che finirà ultima in classifica. È una doppietta di Fonseca che permette al Cagliari di vincere e di conquistare i 2 punti che valgono la permanenza nella massima serie. Un grandissimo risultato per come si era partiti e per come erano andate le cose almeno fino a dicembre. Ranieri ritornerà spesso su quel campionato, lo invocherà quasi quando capiterà in altre squadre, ma è un campionato unico, strano, con i 2 punti, perché con 17 pareggi e 6 soli vittorie oggi non è detto che tu riesca a salvarti. Comunque sia, è un campionato che esalta ancora una volta la voglia di lottare, lo spirito di sacrificio, il desiderio di emergere di un Cagliari che si confronta con i titani del campionato di Serie A, dove sono approdati i migliori calciatori del mondo. È un Cagliari che ci può stare ed è un Cagliari che radica la sua presenza con una dirigenza che sarà capace ancora di più di trovare le forze, di trovare i calciatori per fare in modo che la crescita sia costante, che la crescita sia continua e soprattutto che il bilancio venga risanato.